Tutto pronto per la seconda corsa, premio ID Sistemi Informativi. ID è il programma che fa compagnia a noi uffici tecnici tutti i giorni. Tutto start in movimento quando il countdown arriva a 0. Sono in 9 cavalli di 3 anni a reclamare per 8.000 euro. All'1 Gioia del Ronco, Matteo Zaccherini, 2 Guess Canf, Fabrizio Martinelli, 3 Ghibli dei Greppi, Nicola Del Rosso, 4 Golden Jove, Alfonso Ferrante, 5 Joe Giti, Patrick Romano, 6 Glitter Horse, Ciro Perfetto, 7 Galaxy Horse, Carlo Ballotta, 8 Glacial Storm, VE, Alessandro Manfredi, 9 Galaxy OP, Thomas Manfredi. La macchina inizia ad accelerare, si prepara al lancio, di galoppo Joe Giti. Partiti. Dalla corda Gioia del Ronco cerca di rimanere al comando, al suo esterno Guess Canf. Gioia del Ronco che approccia la prima curva in vantaggio. Guess Canf che confonde per un attimo il passo nel tentativo di andare in corda, 5, poi sbaglia alla fine. Squalificato. Terzo in corda è Golden Jove, Guess Canf, squalificato. Che segue le mosse di Galaxy Horse, il quale è partito bene dalla seconda fila e figura già secondo in corda. C'è stato l'errore anche da parte di Glacial Storm VE. Di fuori per il momento non va nessuno, sembrava volersi avventurare Glitter Horse, che poi alla fine decide di ritornare in corda e viene sulla curva di destra in vantaggio Gioia del Ronco. Prosegue così indisturbata leader, mentre c'è la mossa esterna da parte di Golden Jove che di scatto prova ad andare su Gioia del Ronco, la quale aveva addormentato decisamente la corsa. Gioia che però ribatte a Golden Jove, il quale cerca di farsi posto in seconda posizione. Se ne vanno i primi 800 metri di corsa in 1, 4 e 7 e così si approccia ancora la curva di sinistra, con sempre al comando Gioia del Ronco. In seconda posizione alla corda rimane Galaxy Horse, di fuori numero 9 Golden Jove. Galaxy OP squalificato. 1.28 i primi 1000 metri di gara, con Gioia del Ronco che è sempre in vantaggio, in seconda posizione Galaxy Horse, di fuori Golden Jove, poi ancora il 6 di Glitter Horse e quindi il 3 di Ghibli dei Greppi. 1.36 1.200, non cambia nulla, con Gioia del Ronco che continua ad amministrare le operazioni al comando, sempre di fuori Golden Jove, alla corda Galaxy Horse. Curva di destra girata ancora in 15.8 da Gioia del Ronco che prosegue in vantaggio, Golden Jove che ritorna alla carica sulla retta opposta alle tribune, in corda sempre Galaxy Horse. La retta di line 14.6. 2, 6 e 4 il miglio di gara. Gioia del Ronco continua in vantaggio, di fuori Golden Jove, in corda Galaxy Horse, cerca di muoversi anche Glitter Horse, poi Ghibli dei Greppi. Quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo che Gioia del Ronco affronta in vantaggio, inseguita da Golden Jove e da Galaxy Horse. Gioia del Ronco è in vantaggio, Golden Jove che ritorna al suo esterno, Galaxy Horse di dentro, si difende Gioia, gli altri arrivano, però insiste Golden Jove, si difende Gioia del Ronco sul palo. Golden Jove stampa Gioia del Ronco, 1.18 e 7, la vittoria di Golden Jove. Alfonso Ferrante che in percorso esterno stampa Gioia del Ronco, training di Lamberto Barbieri, colore dello stesso Alfonso Ferrante. Percorso esterno vincente del figlio di Chapeau che domina nei pressi del palo una Gioia del Ronco che aveva fatto i propri comodi al comando e nonostante ciò è stata labile nel finale. Vince Golden Jove, seconda Gioia del Ronco, terzo Galaxy Horse.